Stasera con noi Anti-Musica. Anti-Musica è arrivato così in maniera abbastanza soffusa. Si starà mettendo d'accordo per una tangente. Buonasera a tutti. Oh, benvenuto. Allora, su questo tema qua della fabbrica Anti-Musica, intanto grazie di essere... Sì, io ho scritto una canzone che parla del dopolavoro. È importante parlare del dopolavoro, che ci dobbiamo abituare. Del dopolavoro, sì. Cioè nel senso, il momento in cui uno, diciamo, smette, si toglie, come sta facendo lei magari, la tuta da lavoro e si alcolizza. e si alcolizza, si riposa, se poi si vuole alcolizzare, si alcolizza. Ecco, sì. in questo caso si alcolizza. Generalmente sì. Ho capito. Si lascia andare, quindi. Sì. E quindi Poi come magari... si chiama? Alcolisti sta canzone? No, si intitola Il frizzantino della Piola. Questo è un grande successo. Ma chi l'ha scritto? Michele? L'ho scritta io. Io ho saputo che è la versione originale di un grande cantautore italiano. Cosa vuol dire? Hai saputo la versione originale di un grande cantautore? Ma perché italiano? quelli della Piola mi hanno detto che C'era già. negli anni 70 bazzicava la Piola, il cantautore, e gli ha fatto sentire questa canzone. E chi era il tuo cantautore che bazzicava nella Piola? Ma non preferisco farlo capire dalla canzone stessa. Vabbè, allora hai bisogno della chitarra? Sì, ho bisogno della tua chitarra. Allora, una canzone, diciamo, che parla del dopolavoro, o una canzone che sembra anche una sorta di lavoro archeologico che tu hai fatto, diciamo, su dei testi? Sì. Diciamo che il bello di questa canzone è che è nata coralmente, perché ci si trovava o la Piola oppure al nostro parco di riferimento, e quando c'era una chitarra si cominciava a cantare queste canzoni, e quindi siccome non ci ricordavamo le parole giuste, ricordavamo quelle sbagliate, e quindi abbiamo scritto Frizzantino della Piola. Signore e signori, Anti-Musica, Frizzantino della Piola. Sole sui tetti dei palazzi in via Ragusa, è 1° maggio e la Piola è chiusa, e terra e polvere al Palatucci, e io seduto bevo il frizzantino. Lina capì fin dal primo momento che suo marito non era contento. Avete capito qual è la canzone, no? Prese il bicchiere con il frizzantino e suo marito la stava a guardare. Ma Lina non aver paura di segnarmi un altro frizzantino, che non è mica da questi particolari che si giudica il mio conticino. Un conticino lo vedi dal bicchiere, dall'alcolismo e dalla simpatia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai di alcolisti che non t'han pagato mai e hanno appeso le chiappe ad ogni tipo di sedia e adesso ridono nel tuo bar. E sono affezionati da 10 anni a una signora che non han pagato mai. E chissà quanti ne hai veduti, e chissà quanti ne vedrai. Lina capì fin dal primo momento che suo marito non era contento. Prese il bicchiere con il frizzantino e suo marito la stava a guardare. Mi fa pagare tutto il conto del mese, e meno male che mi aiuta Caprese. Ma la signora poi fa la brava e anche stavolta me lo fa segnare. Ma Lina non aver paura di segnarmi un altro frizzantino, che non è mica da questi particolari che si giudica il mio conticino. Un conticino lo vedi dal bicchiere, dall'alcolismo e dalla simpatia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai di alcolisti che non t'hanno pagato mai, hanno appeso le chiappe ad ogni tipo di sedia, adesso ridono nel tuo bar. E sono affezionati da 10 anni a una signora che non hanno pagato mai, e chissà quanti ne hai veduti, e chissà quanti ne vedrai. Con le mani adesso. Più veloce, più veloce. Più veloce. Più veloce. Forse un giorno pagherò, anche se ho le tasche strette, e tu non chiedermelo più. Io prendo i soldi il 27. Grazie. Grazie mille. È una canzone sentita, grazie a te, grazie.